Siamo con Erika Baldin, candidata al Consiglio Veneto del Movimento 5 Stelle. Lei è di Chioggia, quindi è di una delle principali località della provincia di Venezia, che però forse beneficia molto poco di quello che è il flusso turistico immenso che arriva nel centro della città di San Marco. Allora, cosa si può fare per distribuire appunto questi flussi e portarli a Chioggia così come in tante altre cittadine? Sì, da sempre la località di Sottomarina, per quanto riguarda l'aspetto balneare, e la città di Chioggia dal punto di vista storico, artistico e culturale sono praticamente sempre messi in secondo piano rispetto alla sorella maggiore Venezia. Quello che noi vorremmo è un turismo più distribuito e più diffuso, meno concentrato su Venezia, che lo stiamo vedendo sta affondando di turisti, che sono quei turisti che portano una specie di turismo mordi e fuggi il più delle volte. Quindi la nostra idea è quella di aumentare la permanenza del turista sul territorio, quindi aumentare il numero delle notti, dei giorni di permanenza e fare sì che appunto anche città di pregio come Chioggia ad esempio, ma come tante altre anche dell'entroterra che soffrono di una carenza in questo settore, abbiano la possibilità di essere maggiormente promosse a livello turistico e dare la possibilità a queste località di svilupparsi in maniera da poter ricevere una maggiore affluenza di turismo di qualità e di pregio. Chioggia è certamente una città bellissima, però come collegamenti non è molto ben servita rispetto al sistema Mestre-Venezia. Sì, questo è il problema principale della mia città da cui provengo, quindi quello che si spera è che col tempo si riesca a creare un collegamento più diretto sia con Venezia sia con le altre località vicine, quella di avere una linea ferroviaria, perché ricordiamolo ad oggi è assente qualsiasi tipo di collegamento se non solo quello con Chioggia e Rovigo. Quindi sicuramente un miglioramento dei collegamenti esistenti e una infrastrutturazione migliore rispetto sia al trasporto su rotaia, sia anche con miglioramento delle strade esistenti e soprattutto la messa in sicurezza della strada Romea.